Gianluca, sono stato un tuo sostenitore, manchi di dignità. Ciao Gianluca, Adelino della ditta AGS, così non voglio neanche essere anonimo. Perché così deluso? Eh? Perché così deluso? Per quello che ha fatto, perché se la poteva proprio evitare, e se lo dicono i suoi sostenitori dovrebbe rifletterci un attimo. Ciao Gianluca. Doveva essere più corretto e doveva dimostrare più dignità a riguardo della questione del bonus. Mi dispiace perché è un mio amico e lo conosco da tanto tempo, ma speriamo si accorga anche lui di quello che ha fatto. Non avrei chiesto. Dopo si è chiesto per altri motivi, non lo so, comunque, Quindi lei è delusa da quel comportamento? insomma, penso che sia un po' tutti, no? C'è delusione nelle parole di alcuni ex concittadini e a questo punto ex sostenitori di Gianluca Forcolin, dimessosi dalla carica di vicepresidente della regione dopo lo tsunami del bonus da 600 euro. Qui a Musile Forcolin ha mosso i suoi primi passi da amministratore, prima come consigliere, poi come sindaco, infine il grande salto a deputato e dal 2015 vice di Zaia a Palazzo Balbi. Ovvio che tutti lo conoscano e ognuno abbia la sua versione anche sulla tempesta perfetta degli ultimi giorni. Sotto votazioni, come ogni sempre, lo fanno, perché da quando i nominativi erano già dall'Inps, già in maggio, nessuno taceva, non diceva niente. Come mai sono venuti fuori uno? La talpa c'è sempre. È inutile che devono negare e dicono di qua. E poi la legge parla chiaro, non sono colpevoli. Mi dispiace. Penso che è troppo strano che quando che succedono cose del genere siano sempre quelli della Lega e indagati. Gli altri sono tutti santi. Sarà vero? Io non ci credo. Ma Forcolin ha fatto bene o male a Si è dimettere? dimesso, ha fatto bene, ha dimostrato serietà e si è dimesso. Punto e fa. Di Forcolì io non posso dire male. Come persona è una bravissima persona, come politica ha sbagliato come che sbaglia tutti. Ed è cascato proprio su una buccia di banana, diciamo. Però per il territorio che ha fatto tanto.